Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Anna Agata Genna, ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste 10 autisti della TUA, l'azienda che si occupa del trasporto urbano ad Agrigento, finiti a processo per i reati di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di Maurizio Camilleri, 57 anni, Giuseppe Dionisi, 56, Giuseppe Trupia, 59 anni, Michelangelo Nasser, 61 anni, Maurizio Buttigel, 56 anni, Giuseppe Danila, 64 anni, Vincenzo Falsone, 66 anni, Andrea Russo, 63, Angelo Vaccarello, 57 anni, Giuseppe Lattuca, 63 anni. Nei confronti degli ultimi 5 il pubblico ministero Salvatore Caradonna aveva chiesto la condanna a 1 anno e 3 mesi di reclusione. Il Tribunale, accogliendo invece le richieste dei legali difensori, ha assolto tutti gli imputati. I fatti contestati risalgono al periodo 2016-2017, scaturiti dalla denuncia dell'azienda TUA dopo alcune indagini fatte da un investigatore privato. Ai 3 dei 10 autisti veniva contestato di avere cambiato percorso, agli altri 7 di avere invece venduto a bordo dei mezzi biglietti, di avere omesso la stessa registrazione della vendita e di avere riciclato i titoli di viaggio vendendoli più volte senza obliterarli al fine di incassare la differenza. Parallelamente all'inchiesta giudiziaria vi è tuttora in corso un'altra battaglia sul fronte del lavoro. In merito al verdetto da registrare, l'intervento dei legali della TUA, la sentenza di assoluzione ci stupisce, sebbene sia per insufficienza di prove. Attendiamo le motivazioni del giudice per valutare se impugnarla, si legge in una nota. È una sentenza che stupisce, ci aspettavamo un esito diverso alla luce delle numerose e dettagliate prove documentali e delle 5 richieste di condanna presentate dalla Procura di Agrigento. Riteniamo opportuno sottolineare che la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, attendiamo le motivazioni che saranno depositate tra 90 giorni per comprendere perché le prove in atti non sono state ritenute sufficienti, riservandoci l'eventuale impugnazione.